Oggi abbiamo inaugurato una sala importante per il nostro museo, che è quella del collezionismo e delle meraviglie. Una sala dedicata soprattutto a chi ha donato la maggior parte degli oggetti che ci sono in questo museo, che è Goffredo Bellini, il quale raccoglieva di tutto, e raccoglieva cose che erano prodotte dalla natura, naturaglia, prodotte dalla natura, e poi raccoglieva anche cose artificiali che venivano fatte dalle mani dell'uomo, anche con arte. E quindi abbiamo voluto mettere questi oggetti in questa bellissima vetrina, bacheca, dove raccogliamo oggetti della natura come uccelli, e raccogliamo anche cose che aveva raccolto lui, perché raccoglieva di tutto, era un collezionista. Noi vogliamo metterle in mostra quello che ci ha donato Bellini. Abbiamo fatto questo vincendo un bando attraverso anche un architetto, Iaris Franceschietto, il quale ci ha aiutato a vincere questo bando. Abbiamo ricevuto dei soldi e li abbiamo utilizzati per far questo. La collezione del Bellini nasce un po' procedendo da quelle che sono le cinquecentesche e seicentesche Camere delle Meraviglie, quindi con quest'idea di sapere enciclopedico che doveva rappresentare tutte le bellezze, le meraviglie della natura e tutte le bellezze e le meraviglie create dall'uomo, quindi naturali e artificiali insieme, che dovevano destare meraviglie e stupore. Il collezionista comincia la sua raccolta mosso da questo istinto profondo di acquisire, di acquistare e di possedere un oggetto che non viene più considerato nelle sue funzioni, viene quasi defunzionalizzato e incomincia una nuova vita in una sorta di nuova storia, che è la storia della collezione. E quindi questo è quello che abbiamo voluto raccontare, entrando un po' nella mente di Goffredo Bellini. Sarebbe stato proprio un desiderio poterlo intervistare, capire perché avesse tenuto questi oggetti che magari possono sembrare anche del quotidiano, insomma, perché tenere questo piuttosto che altri. E quindi il suo intento di rappresentare quello che per lui era il sapere, sostanzialmente. L'idea è stata quella di realizzare una vetrina che fosse trasparente, il più contenitiva possibile, proprio per dare spazio ai tanti oggetti che lui nella sua vita aveva raccolto e che partono dalla collezione di animali impagliati per arrivare poi alle armi, oggetti anche veramente indescrivibili. A volte dovete venire a vederlo, perché anche noi durante l'allestimento abbiamo dovuto studiare e capire a volte il senso di alcuni oggetti che a oggi nella contemporaneità non hanno più magari un uso comune. Però lui nella sua ricerca aveva ritenuto essere importanti, li aveva acquisiti, a volte comprati, a volte probabilmente delle donazioni, e li aveva conservati per noi, e che oggi li vediamo al museo.